sentiamo stamattina? E l'altro stava un po' peggio d'ora. Com'è? Tappato qui e non potevo parlare, Oggi lo vedo meglio, respirare un po'. Vediamo. Presidente, chiedo scusa, preliminarmente volevo, dato che la Corte fece nell'ultima udienza un espresso invito al PM a chiarire questo punto, vorrei depositare l'indice che riguarda gli atti del PM del procedimento che le indagini che furono fatte a carico di Pacciani Pietro, con tutte le date esatte delle relazioni di polizia giudiziaria relative alle indagini, le perquisizioni fatte al Pacciani, le comunicazioni giudiziarie, gli interrogatori che ha avuto e oltre l'indice da cui emerge chiaramente pagina per pagina l'iter cronologico di come sono andati i fatti. Faccio presente che è un procedimento che porta il numero 2944-1990. Tengono la lettera appunto del Pacciani. Sì, era per vedere che quando era detenuto per le figlie il Pacciani sapeva benissimo fin dal 1989-90 e si chiarisce bene dagli atti di quale era l'attenzione prima che la polizia giudiziaria poneva su di lui e poi con veri e propri atti. Deposito anche, oltre l'indice, una nota della questura della squadra mobile richiesta proprio ieri l'altro a seguito delle indicazioni fornite da lei Presidente, dal quale emerge proprio come i primi colloqui, chiamiamoli investigativi anche se a quell'epoca, prima dell'informazione di garanzia, non era ancora in vigore la legge sui colloqui investigativi, nei quali la polizia giudiziaria si reca in carcere da Pacciani per acquisire informazioni, ma di fatto lo rende edotto di questa indagine. Occorrono quelle date lì, solamente le date per ora. Io ho messo insieme questi documenti ufficiali, li ho già forniti a chi me li ha chiesti, a parte che sono documenti che sono negli atti. Io li ho solo messi insieme per consentire alla Corte di verificare. Sull'accordo delle parti si possono acquisire tranquillamente. Me l'aveva chiesto l'avvocato Zanobini e gliene ho fornito copia ieri. Ecco, Lotti, volevo sapere una cosa. Lei ha detto che ha partecipato insieme al Vanni e al Pacciani a alcuni omicidi, 4 per esattezza: Baccaiano, Giovoli, Vicchio e come si chiama? Scopete. Ecco. Ma questi delitti com'è che li facevate? Vi accordavate prima, vi riunivate prima? Ne parlavate prima? Lei ha detto che questi feticci, queste parti che venivano espiantate dal corpo delle vittime, delle ragazze, venivano poi vendute. Quindi studiavate un po' la zona, il programma, vi siete riuniti qualche volta? Vi siete scambiati? Riuniti proprio no, perché a me mi diceva da andare con loro e a me non mi diceva altro direttori e basta. Non è che... Cioè, lei non ha mai parlato prima del colpo da fare, diciamo, colpo in senso lato. No, quello parlava sempre Nazi. Parlavano Nazi loro, poi lo dicevano a me. Io questo sempre... prima, no? Sì, prima di questi qui. Facciamo Baccaiano. Avete parlato prima di andare a Baccaiano, quindi c'era una toppietta? Sì, ma io quello lì non l'avevo mai vista la macchina, me l'hanno descritto loro come fare, come... Se no come faceva a saperlo? Se non ho visto il furgone faceva sapere il giorno che era lì e così. Lei ha detto, non ho mai visto la coppetta lì a Baccaiano nel furgone lì a Giovoli. Ecco, ma chi gliene ha parlato di queste cose? Ma loro due, Mario e Pietro. Ecco. Perché uno sapeva. E dopo i delitti, che è andata bene il delitto. Poi me l'hanno riferito così e poi è andata su. Dopo Baccaiano. È andato male il colpo, nel senso che lì la macchina è stata affossata, tutto c'è stato così. Ah sì, quella lì, sì. Ne avete riparlato di questo fatto con Lotti e con Vanni e con... Ma è dopo? Dopo. No, dopo subito non credo. Io non dico subito, se ne avete riparlato, in che termini avete riparlato? Di questo no, fatto? io non avevo nemmeno di non parlarne più, poi il discorso siamo andati così, io non volevo nemmeno riparlare di queste cose e basta. Allora ne avete riparlato, e cosa si è detto quando ne avete riparlato? Che avevano fatto queste cose, però io ero
so come dire. L'hanno riparlato loro, però io non ero proprio disposto a dire cosa avete detto, la sostanza, non è che parola per parola. Ma cosa avete detto? Questo io preciso non mi ricordo bene come. Lo stesso di gioco, del gioco non avete riparlato dopo. Ma riparlato, queste non sono cose da riparlarne, io non ho riparlato con loro. Direttamente non ho riparlato con loro. Cioè direttamente non deve stare mai parlato a lei, ma se dicevano tutto. Erano loro, ha detto Presidente. Sì, loro. No, loro a dirmelo, però io non è che. Cioè parlavano loro due. Che mi mandassi di parlarne proprio, essere io a parlarne con loro, no. Faceva questo discorso così, poi io non andavo a assistere su queste cose. Quando dopo Baccaiano il colpo è andato male, nel senso che non siete riusciti a fare quel che volevate, eccetera. Allora, avete già detto, la prossima volta faremo il colpo qua, faremo il colpo là. Questo lo diamo proprio, questo lo diamo sempre innanzi quando succede queste idee. Uno diamo proprio dopo subito, questo lo diamo quando viene il momento, quando è il momento di fare questa cosa, questo delitto. Uno è che lo diamo dopo. Lo diamo innanzi di farlo, tra un delitto e un altro, che non è che. E come mai per esempio a gioco non avete saputo che lì c'erano 2 uomini anziché un uomo e una donna? Ma questo è. Voi andavate a seguire, facevate il sopralluogo, vedevate, guardavate, le vie di fuga, che so io. Loro ti hanno visto, sono andati loro, io non ho visto nemmeno i furgoni, sicché non so. Lì mi ci hanno trascinato dentro così. Senti, lei quando ha saputo che queste parti che venivano tolte alla ragazza venivano vendute? Questo l'ha saputo all'inizio o l'ha saputo dopo? Quando l'ha saputo? No, questo è sempre dopo, perché dopo di fare la cosa alla donna è sempre dopo, prima no. No, allora mi sono capito. Cioè, lei sapeva già da Baccaiano, perché c'è stato anche l'omicidio precedente, non dimentichiamolo, quello di come si chiama, di Calenzano e altri, insomma. No, noi rispondiamo solamente di Calenzano e il resto. Ecco, c'è stato anche l'omicidio di Calenzano, voglio dire, lei quando è stato fatto l'omicidio di Baccaiano già sapeva che bisognava prendere delle parti di corpo alla ragazza e poi venderle. No, ma questo è quando dirlo sono andato a mercatare, dirlo lì. Lo sapevo. Ho capito. È sempre. Lo so questo di mercatare, però lei già sapeva allora qual era lo scopo di queste parti che voi toglievate alle ragazze, i corpi delle ragazze. No, per i primi momenti non me l'hanno detto preciso che ne faceva questa cosa, no? Me l'hanno parlato direttamente proprio. Il primo momento cosa vuol dire per lei il primo momento? No, i primi ori, quelli di Baccaiano e quell'altro di Giovani, poi quell'altro mi hanno parlato. Cioè, gli hanno parlato quando a lei? Quello di Vicchio e quello di. Dopo Vicchio? E quello di come si chiama? Questo qui di Scopè. Ma a Vicchio gli hanno parlato prima o dopo del domicilio? Ma questo lì è sempre dopo. Di queste cose per dopo. Di queste cose le diamo sempre dopo, non prima. Ma per esempio quando lei dice che a Giovoli Pacciano, gli parla del discorso, per quello che ha detto lei, e Pacciano si è incavolato perché erano tutti e 2 uomini e non c'era una ragazza. Però quando gli hanno fatto lo sportello. Allora lei le avrà domandato: ma perché ti sei incavolato? Perché qualche discorso. Cioè se lei non sapeva ancora che dovevano tagliare il seno alla ragazza, perché si è incavolata allora? Gli ha chiesto a lei o no? Ma gli disse perché mentre gli apriva lo sportello gli ha visto di erano 2 uomini, invece perché uno gli aveva pelli lunghi. Io mi spiego così. Allora torniamo a un'altra domanda. Parliamo del coltello. Coltello che avrebbe avuto il Vanni, avrebbe visto in mano. Ecco, lei ha parlato nel precedente esame che hanno fatto il commissario agli altri di questo coltello. Bene, l'ha descritto questo coltello, eccetera, eccetera. Voglio sapere, questo coltello, quando l'ha visto lei? Ma io l'ho visto a Vicchio e a cosa, e a Discopete.
a Vicchio e a Scopeti. E in altre parti qui giorno Giorgio l'ha visto a Giorgio. a Giorgio l'ho visto, però se ti erano due uomini non deve Io servire. parlo del coltello, lascia gli uomini. Voglio dire, si parla del coltello, soltanto del coltello. Ecco, voglio sapere in quali omicidi ha visto il coltello. Quindi, a Vicchio, a Scopeti e a Giovano. Sì. Baccano l'ha visto? No, non l'ho visto, allora no. Baccano l'ha visto. Ecco, andiamo per ordine. A Giovani, chi ce l'aveva questo coltello? Ivano. Il Vanni. Come l'aveva questo coltello? Quello che ho visto... Ce l'aveva in tasca, ce l'aveva nel taschino? No, l'ho visto in mano, non ma... lo so, in mano. l'ha visto lei? In mano l'aveva. L'aveva in mano. E a Vicchio? A Vicchio è lo stesso, l'aveva in mano. Sempre in mano. Però quando sono arrivati non aveva, poi gli hanno aperto la macchina e hanno preso uno il coltello e uno la pistola. Quando è arrivato non l'aveva il No, coltello in mano. gli avevano da scendere e poi guardare un po' la macchina lì. Quindi l'ha preso L'hanno preso quando si avvicina alla macchina, dei ragazzi. dopo un pochino l'hanno preso uno il coltello e uno la pistola. E lei l'ha visto bene questo coltello? E lì vicino si vede, anche se sono a 10 metri lo vedo lo stesso. E a Scopeti? Ha scoperto, sì. La stessa cosa? Lei l'ha visto il coltello o ha immaginato che avesse un coltello? No, l'ho visto in trace così, però l'ho visto il coltello. E quando l'ha visto questo coltello altre volte in mano al Vanni? A casa, non a casa, questo... parente, che so io? Ma a casa non saprei, non posso Perché dire. da tante volte a casa del Vanni. Sì, lo so, ma io ci andavo così per mangiare, io non... Cioè lei l'ha visto solamente No, in quelle circostanze e che il Vanni lo impugnava. Lei ha detto che aveva il manico come il manico? Il coltello, sì. Sì, il coltello aveva un manico. Ma il mano bisogna ce l'abbia per forza un No, manico. no, questo è il giudizio. Sì, il manico ce l'ha. Io voglio sapere se lei ha visto il manico. Su un colore marrone. Un colore marrone. Com'era il colore del manico? Sul marrone, il marrone, scuro. Marrone scuro. Cosa vuol dire per lei marrone o scuro? Ma è marrone. Scuro. Cosa vuol dire per scuro? Marrone un po' lo scuro, non so come vedere. L'altra volta ha detto scuro, ora dice marrone. Marrone, l'ho visto così, impugnato la mano e poi ho visto... Allora ha visto solamente la parte... Appena un pochino la punta. si era un po' C'è la scuro... punta sì. dietro del manico. Anche se non ha preso tutto, si vede un pochino appena... Ha visto questa parte qui? un po' in fondo, sì. Bene. Sai, nel buio tu vedi mica tanto preciso la parte del coltello. Bene. E manico di legno, manico di plastica, aveva il manico di ferro, come l'aveva? Metti era di legno. Di legno. Allora, c'è questo coltello? Sì. Lei la volta scorsa l'abbiamo fatto vedere un coltello in fotografia? Sì. E lei ha detto, Gli era stato mostrato anche il coltello? Lui? Sì. Il coltello l'ha visto lei? L'ho visto, sì, in fotografia ho detto. No, la polizia gli ha fatto vedere il coltello a lei. Ma il coltello fuori di fotografia, dicevo. Solamente fotografia? No, fuori di fotografia no, qui no. Ora gli facciamo vedere un coltello, lei ci dirà quel che vuole, vediamo un po'. Purché ci dica la verità, Lotto. La sua posizione è un po' delicata, stia attento. Io mi appello sempre a lei che mi dica la verità. Sì. Preferisco il silenzio a non una falsità. Capito? No, io fino ad ora ho detto sempre la verità. Lei non risponda, però dica la verità, tutto quello che dice dica Sì, la verità. sì, l'ho sempre detta, fino ad ora l'ho sempre detta la verità. So. Era sempre lo stesso coltello o era un coltello diverso? Secondo lei, quando ha visto in queste 3 occasioni il coltello in mano al Vanni, era sempre lo stesso coltello o un coltello sì. No, più o meno simile? Io ho visto sempre il solito. Sempre lo stesso per lei? Per me sì.
Senta, lei ha visto... Capito? Ora, siccome stiamo parlando di coltelli, lei ha visto anche il coltello, se l'ha visto, solamente se l'ha visto, lei dice la verità e basta. Si è visto un coltello anche in mano al Pacciani, agli scopetti? Sì, avevo un coltello. Ma l'ha visto? Aveva lo stesso coltello del Vanni o una questo a vederlo preciso non so se era il solito o no. Ma l'ha L'ho visto sui diari quando l'ho fatto così. Com'è? Non so se era il solito. Se l'ha preso di dietro ho visto solamente quando faceva così, poi se era il solito, sì. Dall'alto in basso, vero? Se era il solito non si vede. Allora, Lotti, vieni da quello, vieni qua. Vabbè, aspetta, no, stia lì. Allora, mi raccomando, Antonio, non mostri questo coltello. Se ha mai visto questo coltello? È un coltello così, con mano in legno. Era un coltello simile a questo? Io ho visto sempre così. Uno così? Allora, questo lo potete mettere a posto. Poi l'altro ecco, quando lei è arrivato alla tenda, l'ultima domanda faccio la parte mia, poi do la parola al Ministero. Quando è arrivato siamo agli scopetti, sì. Agli scopetti, lei ha detto che lasciò la macchina giù, o si avvicinò alla piazzola, alla strada, insomma, c'è un po' di posto, invece lasciarla dentro la macchina l'ha lasciata giù dove ha detto che non sì. Torniamo sull'ultima cosa. Adesso solamente chiarire una cosa. Quando lei arrivò alla piazzola, ci è arrivata alla piazzola o no? No, scese alla macchina, poi si scese. C'è un tratto in salita e poi c'è il piano dove c'è la tenda, vero? Sì, c'è lei, un po'. A che punto? Non tanta salita, c'è un po' di salita, sì, poi, vabbè, poi si spiana. Un po' di salita, poi spiana. Ecco. Lei è arrivato fino a dove? No, ma in quel momento vedo questi due venire contro di noi. Risponda alle domande, lascia stare che cosa ha visto. Fino a dove è arrivato lei? Saranno stati su 12 metri dalla tenda dove ero io. Ma non voglio sapere i metri, voglio sapere se è arrivata alla parte piana o se è in discesa. No, la parte piana, non c'era la piana. Cioè è arrivato alla piazzola, proprio alla piazzola. Sì, proprio alla piazzola. Come vedeva lei la tenda? Come la tenda non è tonda, non è ma è un po' rettangolare, no? Cosa vedeva lei? Di faccia a lei, cosa vedeva? No, vedeva la tenda e accanto c'era la macchina sua. Accanto alla macchina. E un po' in più distante. L'ingresso della tenda lo vedeva? No, l'ingresso non lo vedevo. Non vedeva l'ingresso. E vedeva il lato più piccolo o il lato più grande della tenda? Proprio di faccia a lei, di rimpetto, come posso dire? Ma il lato più grande, non so se l'ha spostata per così, la tenda. Obliqua. Era un po' obliqua la tenda rispetto a quelli che vedeva lei. Sì. E quando lei dice che il Vanni ha tagliato la tenda, ha fatto un gesto così. Sì, nella parte è opposta così, però ho visto anche tagliato. Scusi, lei ha visto il coltello in mano, l'ha visto il coltello o non l'ha sì, visto? Sì. Ho visto. O ha immaginato che tagliasse? No, io ho visto tagliava il coltello, proprio sentire lo strappo che tagliava. Dove ha tagliato proprio la tela della tenda, dove veniva tagliata, la vedeva lei o no? Sì, e vedevo, anche se un po' in distante si vede, l'ha fatto per così. Della parte davanti del bosco di qua. Del bosco di qua? Sì, sempre dalla parte... Dove era lei? Sì, dove ero io, ho sposto da parte...